Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Torniamo sempre supportati dall'FNP CISL, quindi pensionati della CISL, a parlare di questioni che riguardano tutto il mondo degli anziani, ma non soltanto, anche delle famiglie, di coloro che hanno come parente una persona anziana, quindi il vastissimo mondo della nostra società, e lo facciamo con nuove puntate, alla luce anche di fatti nuovi, importanti, su cui è bene soffermarsi. Lo facciamo naturalmente con Vanna Giantin, ben ritornata qui con noi, segretaria generale FNP del Veneto. Grazie segretaria. Buongiorno a voi e buon anno a tutti i telespettatori. Speriamo che sia veramente un buon anno questo, veramente, perché quello... Allora, possiamo incominciare con una buona notizia almeno, perché dopo andiamo a analizzare anche gli aspetti non tanto buoni. Una o due buone notizie, perché da un lato c'è un incontro importante relativamente a un fatto non tanto buono che riguarda i pensionati che sono nelle case di riposo, e dall'altro l'altro aspetto invece positivo è quello dei vaccini. Allora, lei la parola, prima scelga lei su cosa partire. Allora, noi abbiamo avuto il 5 di gennaio, dopo parecchio tempo che chiedavamo incontri alla Regione, un incontro con l'assessora Lazzarin, che è quella che ha la delega per la sanità. Ovviamente abbiamo fatto una panoramica di tutte le problematiche della sanità sia territoriale, ma in particolare quella delle RSA, le cosiddette case di riposo. Sì. I problemi che abbiamo posto sono stati ovviamente tre sostanzialmente. Uno, la necessità di aprire situazioni in tutela perché i ricoverati nelle case di riposo possono in qualche maniera incontrare i familiari. Si parla tanto di queste stanze degli abbracci, che sono sostanzialmente delle diciamo così, protezioni in plastica che permettono comunque di avvicinarsi all'anziano, di poterlo accarezzare, di potersi far vedere per superare quell'isolamento che gli anziani avevano nelle case di riposo. La seconda problematica che abbiamo segnalato è che ci erano arrivate delle segnalazioni da nostri iscritti che avevano ricevuto lettere da alcune case di riposo con una richiesta di aumento delle rette per l'anno 2021. L'abbiamo posto subito all'assessore, che si è impegnata per conto della Regione a non fare in modo che ci sia aumento delle rette. Perché? Perché la Regione con due provvedimenti ha messo a disposizione a fine anno 2020 17.200.000 euro per le case di riposo per compensare i maggiori costi legati alle sanificazioni, ai dispositivi di protezione eccetera, e al discorso dei cosiddetti letti freddi, cioè il numero inferiore di persone ricoverate. Quindi non si giustifica nessuna richiesta di aumento delle rette. Adesso io le chiedo chiedo soltanto questo, perché appunto anche noi abbiamo ricevuto diverse mail di sollecito di parlarne con il sindacato, quindi con voi. Cosa deve fare il cittadino che riceve questa lettera, cioè il pensionato che riceve questa lettera, che la passa al proprio congiunto e che ovviamente vede un aumento, a volte poco in alcune case, in altre è tanto, è notevole? Cosa deve fare? Allora, non devono assolutamente pagare, prima cosa. Seconda cosa, ci segnalino le situazioni che noi le segnaliamo alla Regione, nel senso che abbiamo capito che non tutte le case di riposo si stanno comportando nella stessa maniera. Cerchiamo di arginare quelle che sostanzialmente si comportano in maniera scorretta. Quindi ci facciano le segnalazioni e noi interveniremo nella Regione Veneto. Il terzo elemento che abbiamo trattato è quello, soprattutto alla luce della diffusione dei contagi e dei decessi nelle case di riposo, come mettere in sicurezza queste situazioni. È partito il piano di vaccinazione. Allora, i vaccini nuovi che sono arrivati hanno la priorità sul personale sanitario, ma poi sugli anziani ricoverati nelle case di riposo. Anche qui c'era stata una problematica iniziale
perché alcune case di riposo avevano spedito ai familiari di persone ricoverate delle lettere perché dessero l'autorizzazione alla vaccinazione. Ovviamente la devono dare le persone che sono o tutori o amministratori di sostegno di persone ricoverate, e dove non ci sono queste figure le avevano mandate ai familiari. Alcuni familiari si sono trovati in difficoltà perché, non sapendo se il loro familiare ricoverato ha patologie che permettono di fare o non fare il vaccino, sono andati in difficoltà. È uscito un decreto il 5 di gennaio che praticamente prevede che laddove non c'è la figura del tutore o la figura dell'amministratore di sostegno, possono intervenire per autorizzare la vaccinazione o il direttore sanitario della casa di riposo o addirittura il direttore sanitario della ASL competente. Quindi anche questo problema dovrebbe essere superato. Noi tra l'altro abbiamo lanciato da subito un appello a tutti, perché è bene che tutti gli anziani che possono essere vaccinati, quindi che non hanno patologie incompatibili col vaccino, siano di fatto sottoposti al vaccino per rendere sicuro l'ambiente e fermare questa diffusione del virus che sta diventando una catastrofe. Assolutamente. Per quanto riguarda invece i vaccini, l'estensione appunto delle tipologie di vaccino e anche coloro che non sono nelle case di riposo, perché molti anziani sono in apprensione per dire come verrò contattato, chi sarà a chiamarmi, come faccio a sapere se è la persona corretta che mi sta contattando, insomma ci sono tutte queste perplessità perché non sono magari ipertecnologici, quindi... Allora, per le informazioni che ci ha dato la Regione, il piano di vaccini dovrebbe prevedere, primo, di esaurire la vaccinazione sul personale sanitario e sui ricoverati nelle case di riposo. Poi dovrebbe partire, ma per esempio a Belluno è già stato fatto un esperimento, una convocazione di tutti gli ultra ottantenni, quelli che vivono a domicilio o assistiti da badanti o addirittura vivono da soli perché stanno bene, e questa vaccinazione viene fatta per il momento a livello di territorio, e quindi individueranno una sede. Per esempio a Belluno hanno individuato una sede messa a disposizione da una parrocchia in modo che permetta il distanziamento e la somministrazione in sicurezza. È chiaro che ogni territorio individuerà una sede dove fare il vaccino, oppure viene fatto a domicilio per le persone che non sono in grado di muoversi eccetera, usando le cosiddette USCA, che sono le unità di continuità assistenziale sul territorio. Al momento non è prevista, ma sappiamo che siamo in situazioni che cambiano celermente, però al momento non è previsto l'uso dei medici di famiglia per le vaccinazioni, semplicemente legato al fatto che questi vaccini hanno bisogno di essere conservati a temperature bassissime e hanno problemi poi di scongelamento eccetera. Se arrivasse, come sembra, un vaccino che non ha questi problemi, è chiaro che la vaccinazione per prima gli ultra ottantenni ma poi anche per tutti gli altri sarà fatta sul territorio, probabilmente usando i medici di famiglia e anche le farmacie. Comunque verranno allertati e potranno in qualche modo... convocati o tramite lettera o tramite il medico di famiglia, quindi che deve avere i contatti telefonici, mail eccetera, quindi a convocarli ci pensa comunque la USL. Allora, l'altra cosa, un po' di campagna anche di informazione relativamente alle tipologie di vaccini che sono in circolazione. Ci racconti quello che è le informazioni di cui siete in possesso? Allora, diciamo che i due vaccini che ci sono attualmente, questo della BioNTech e l'altro che è quello praticamente di Moderna, sono molto simili, non hanno differenze, e quindi l'uno e l'altro si equivalgono.
Sembra che sarà diverso quello che è in corso di validazione, che è quello di AstraZeneca, che però al momento non è disponibile in Italia, viene usato solo in Inghilterra. Non ci sono differenze sostanziali, almeno per le informazioni che abbiamo noi, sui due vaccini, e comunque non è che la persona può scegliere quale vaccino farsi. Bravissima, bene sostanzialmente il vaccino viene scelto a seconda delle disponibilità, a seconda dei piani di vaccinazione dalle USL e sostanzialmente dalle direzioni sanitarie che gestiscono la partita dei vaccini. Noi tra l'altro abbiamo fatto una specie di sondaggio attraverso un questionario sugli anziani ultra 65 anni per capire come vedono questa partita della vaccinazione. Ecco, la interrompo un attimo perché chiedo alla regia se ci mette in onda le ultime 3 slide, praticamente, quella che parla del sondaggio fra gli anziani, che abbiamo appunto per le percentuali che possiamo vedere insieme, no? Sono ancora più avanti, sono proprio le ultime 3 e indica appunto questo con il cerchietto verde e poi le fettine sono le percentuali, eccole qua, perfetto, dica tutto, ce l'abbiamo sotto. Allora, noi abbiamo fatto questo sondaggio fra gli anziani proprio per capire come gli anziani avrebbero vissuto questa problematica della vaccinazione, anche perché su questi vaccini ci sono state molte fake news, molte cose dette. Allora dobbiamo dire con soddisfazione che gli anziani, abbiamo fatto un sondaggio su 2200 persone, quindi neanche poco, di solito il sondaggio si fa su migliaia di persone, il 90% dei nostri anziani dicono che sono intenzionati a vaccinarsi, c'è solo praticamente un 10% che poi è frastagliato tra chi ci deve pensare, chi ha paura degli effetti del vaccino, e dobbiamo dire poi con altro che una grossa fetta, cioè il 69% dei nostri consultati, lo renderebbero obbligatorio, proprio perché se il vaccino è comunque una sicurezza e uno strumento per difendere la salute propria e quella degli altri, quelli che ci stanno vicino, i parenti, gli amici, eccetera, sarebbe opportuno che fosse obbligatorio. Quindi questa è la convinzione. Allora, alla luce anche di un dato di fatto, vediamo la slide successiva, positivi al Covid-19 in Veneto, cioè da inizio pandemia i casi sono stati 289.835, però vediamo per le province, per i territori ci sono numeri importanti, insomma eccolo qua, stiamo vedendo. No, quello è nell'RSA, quello in Veneto. Credo che tutti pensavamo che con l'anno 2020 la problematica di questa contaminazione da Covid si fosse un po' rallentata, e invece purtroppo nelle ultime 2 settimane abbiamo visto che ha ricominciato a galoppare. Ora sono stati i comportamenti di Natale, sono stati i comportamenti, non si sa, è chiaro che in questo momento il vaccino, cioè il virus è difficilmente sotto controllo. In Veneto in modo particolare abbiamo visto che nelle ultime settimane ci sono percentuali di contagio molto alte, quelle che non abbiamo visto nella prima fase, e soprattutto sono ad alto rischio gli ospedali perché stanno aumentando notevolmente i ricoveri sia in terapia intensiva sia in terapia post-intensiva. Quindi è una situazione che va in qualche maniera messa sotto controllo per evitare da un lato che si saturino gli ospedali e quindi non ci siano le terapie intensive a disposizione per altre patologie come può essere l'infarto, come può essere un incidente stradale eccetera, ma dall'altro per fare in modo che con l'aumento della vaccinazione si possa gradualmente tornare a una vita normale, cioè evitare la nostra vita che è fatta ormai di divieti, di limitazioni eccetera, e tornare gradualmente a una vita normale. È per questo che noi continuiamo a dire che la vaccinazione è indispensabile,
che raccomandiamo a tutti di sottoporsi al vaccino con serenità, con tranquillità, perché tutte le cose che leggono o che sentono dire spesso sono, diciamo, frottole inventate, e quindi dobbiamo fidarci della scienza che ci ha messo a disposizione questo strumento per difenderci. Chiaro. Allora, grazie segretario. Torniamo un po' alla situazione nell'RSA. Abbiamo anche qui una slide di supporto, i decessi con Covid-19, per capire eccolo qui, per capire anche l'incremento che c'è stato nel breve periodo, e quello è anche il vostro grande allarme e l'appello che lei sta facendo a vaccinarsi, perché lo devono fare tanto il personale che lavora, le famiglie che gli stanno attorno e poi di conseguenza anche gli anziani che sono accuditi, perché i numeri sono importantissimi. Allora, tra l'altro questa slide ha un difetto, che è fermata ai numeri che ci ha dato la Regione al 10 di dicembre. Noi sappiamo che dal 10 di dicembre in poi i morti sono stati ogni giorno sempre più alti, perché ormai anche in Veneto abbiamo girato su 150, 200, 250 morti al giorno, e molti di questi morti sono avvenuti nell'RSA, proprio perché i contagi si sono diffusi, e noi sappiamo tutto che quando questo virus prende persone che magari hanno già altre patologie diventa di fatto più mortale. Quindi per il calcolo che possiamo fare noi diciamo che oggi le morti nell'RSA sono sicuramente sui 2500, però non avendo un numero esatto fornito dalla Regione non vogliamo neanche azzardare. Sicuramente per fermare questa diciamo strage di anziani, che poi sono i nostri nonni, che sono i nostri padri eccetera, dobbiamo puntare alla massima vaccinazione e soprattutto a fare in modo che nelle case di riposo si crei un ambiente protetto che non diffonda il virus. Assolutamente. Ecco, abbiamo anche la slide che parla dei contagi nelle RSA, sempre 20 febbraio 10 dicembre, vediamo un picco importante, 3.662 a far data proprio del 10 dicembre, poi so che se non erro sono anche aumentati, hanno avuto variazioni diverse, però quella data lì... Infatti basta seguire l'informazione giornaliera che ci dà praticamente il Ministero della Sanità per sapere che il Veneto, che è stata la regione che è stata sempre gialla perché aveva meno diffusione del virus, nell'ultimo periodo, parliamo degli ultimi 20 giorni, ultimo mese, è stata la regione che invece ha avuto il più alto numero di contagi praticamente giornalieri. Abbiamo girato tra prima di Natale e dopo Natale sulla soglia di 3.000, 2.500, 3.000 contagi al giorno. Questo vuol dire che è una situazione che rischia di andare, che rischia di andare fuori controllo, e quindi bisogna fare tutto quello che è necessario per metterla sotto controllo. Io non lo so, non ho visto, non ho informazioni di prima mano cosa prevederà per noi come Veneto il decreto in emissione per dopodomani, però sicuramente noi siamo una regione sotto osservazione in questo momento. Comunque a prescindere dai colori che poi vengono dati e il comportamento individuale, perché poi se uno... Il virus purtroppo non guarda il colore. Perché possono mettere rosso... quello che vogliono, però il virus non guarda il colore. Infatti, no, perché le persone si muovono in base al colore. Guarda le nostre protezioni e guarda quello che mettiamo in atto per difendere gli ambienti. Esatto. No, è fondamentale, perché anche mettessero in rosso e uno dice, beh, siamo in rosso, si sente più tranquillo, però poi vai a trovare nonni e nipoti di straforo, si ammala lo stesso anche se fossimo già a me ha fatto abbastanza effetto la dichiarazione fatta da alcuni dei giovani medici che in un'apposita sezione creata a Treviso hanno il controllo giornaliero di quelli che dovrebbero stare in quarantena a domicilio, che dichiaravano che alcuni hanno dato numeri di cellulare falsi per non farsi trovare, o addirittura altri che dopo che c'è stata la telefonata se ne vanno in giro. Allora noi dobbiamo sapere che queste persone non fanno male a se stessi, ma sono proprio quelle che girando e sapendo di essere positive diffondono il virus e contagiano quelli che incontrano. E queste persone qui sono degli irresponsabili.
Assolutamente. Comunque anche in modo che lo può ribadire anche lei dalla sua veste anche più autorevole, anziani che adducono il fatto di essere comunque soli, che nessuno gli può fare la spesa e quindi con il virus escono di casa e sono stati anche avvistati da vicini che magari non fanno i detrattori, però hanno segnalato i parenti. Esiste un sistema per avere la spesa a casa, per attivare la protezione civile? Che ormai in quasi tutti i comuni, se non in tutti i comuni, o attraverso i gruppi della protezione civile o attraverso iniziative attivate anche dai supermercati o dagli ipermercati o iniziative attivate dai singoli comuni, ormai in tutti i comuni, anche i più piccoli, ci sono sistemi di consegna della spesa a domicilio. Allora, spesso basta informarsi, basta alzare in mano il telefono. Io capisco che però a volte, anche per gli anziani, diventa una scusa per uscire di casa. Allora, se non sono contaminati, se non hanno una situazione di virus positivo, è anche bene che escano, facciano due passi e vadano a farsi la spesa. Ma se sono Quello malati, che dobbiamo no? raccomandare sono due cose. Primo, che ci vadano nei momenti di meno affollamento e ci vadano andando con andata e ritorno, cioè quello che è negativo, oltre al fatto di portare correttamente la mascherina, è se noi facciamo degli assembramenti, quindi se ci fermiamo a parlare per strada, se andiamo dove c'è tanta gente, eccetera. Quindi noi non vogliamo chiudere in casa tutti gli anziani, soprattutto quelli che stanno bene. Possono anche andarsi a fare la passeggiatina e andare a farsi la spesa, se però la fanno con cautela, nelle ore di minor addensamento di persone e soprattutto con un tempo molto limitato. Assolutamente, non se sono malati, chiaro, perché è un reato. No, se sono ammalati o se hanno fatto un tampone e sono coronavirus positivi, devono rimanere a casa. Su questo non c'è dubbio. È una responsabilità per loro, ma anche per gli altri. Assolutamente. A proposito di vaccinazioni, abbiamo anche due ultime slide di supporto per vedere a far data del 13 gennaio 2021 le persone vaccinate, sarebbero 80.440. Avete fatto proprio una distinzione. Diciamo che a oggi sono, perché questi sono dati giornalieri, a oggi sono un po' di più, nel senso che l'ultimo dato di stamattina del Ministero dava in Veneto 85.600 persone vaccinate, che sono il 73,2% rispetto alle dosi di vaccino consegnate, e la suddivisione è di 13.612 persone nelle strutture residenziali, quindi parliamo di anziani, 11.115 persone di personale non sanitario, che quindi dovrebbe essere quello che dentro alle residenze degli anziani fanno supporto, servizi, eccetera, e di 60.873 operatori sanitari e sociosanitario. Quindi questo è un dato che si incrementa ogni giorno a man mano che vanno avanti le vaccinazioni e che ovviamente è molto legato alla fornitura di vaccini da inoculare. Sì, assolutamente, questo è molto importante. Comunque sono numeri significativi, perché anche vedendo dal grafico il fatto che tanti operatori sociosanitari, nonostante quel che sia scritto, che alcuni non volevano qua là, però alla fine si sono vaccinati. Diciamo che quello che conosciamo oggi attraverso i giornali, perché non abbiamo dati ufficiali da parte della Regione, nelle strutture sanitarie pare che il problema non esista, almeno in Veneto, nel senso che pare che la vaccinazione venga accettata dal 100% dei sanitari. Qualche problema esiste sul personale delle case di riposo. Noi abbiamo insistito con la Regione, ma lo stiamo facendo anche noi direttamente, perché ci sia la massima informazione e quindi la gente non rifiuti il vaccino, perché ovviamente
hanno paura, non sono stati informati correttamente, sentono girare di tutto dalla televisione a Facebook eccetera, e quindi tranquillizzarli sul fatto che il vaccino è una cosa sicura e che è questa fortuna che abbiamo perché i nostri ricercatori ci hanno messo a disposizione questo strumento valido. E qui non lo so, adesso vedremo con la Regione se hanno dati diciamo così aggiornati. Quello che sappiamo fino adesso è che nelle case di riposo i giornali parlano di un rifiuto da parte del personale di un 20%. Io spero che non sia così sostanzialmente. Ma magari basta informare, sensibilizzare, insomma sono persone che... Bisogna allargare l'informazione e la sensibilizzazione, anche perché adesso si sta aprendo tutto un dibattito fatto di avvocati, di chi più ne ha ne mette, su come bisognerebbe trattare l'eventuale personale che sostanzialmente non si vaccina. Perché se non si vaccina dentro una struttura sanitaria o casa di riposo può diventare un pericolo per sé e per gli altri, quindi si apre tutta questa problematica collegata. Assolutamente. Segretario, io la ringrazio tantissimo. Ricordiamo sempre che le sedi FNP CISL sono presenti in modo capillare sul territorio, voi siete a disposizione anche dei pensionati per dare tutte le informazioni di cui avessero bisogno, quindi può essere anche un'occasione in più per entrare a contatto con voi, giusto? Esatto. Io raccomando sulla storia dell'aumento delle rette che se ci sono persone che hanno la RSA che insiste perché paghino la retta maggiorata, di farcelo sapere perché noi ci mettiamo in contatto con la Regione. Nel senso che la Regione ci ha assicurato, ma l'assessore l'ha detto anche in una delle conferenze pubbliche che fanno tutti i giorni, che non ci devono essere aumento delle rette delle case di riposo. Perfetto, e allora a questo punto segnalate la cosa al sindacato che si attiva, mi raccomando non tergiversate, oppure mandateci la mail autorizzandoci a trasmettere i vostri dati al sindacato in modo tale che possiate risolvere questa questione. Grazie mille segretaria, buon lavoro, ci rivedremo presto. Grazie a voi e buon anno di nuovo, speriamo che vada meglio del 2020. Assolutamente. Noi ci proviamo. Assolutamente, incrociamo le dita, grazie anche a lei, a voi telespettatori grazie e buon proseguimento.